abbastanza strano assistere un po' ad una direttiva europea alla quale l'Italia proprio non si parallela. E mi riferisco al fatto che piano piano la nostra Italia sta dicendo addio al super bonus, parlando di spese, parlando di ruberie, quando io riterrei fosse più opportuno e più puntuale parlare di investimento. Abbiamo investito 62 miliardi, dei quali il 47% rientrano istantaneamente con IVA e tasse, e il resto si ritiene che nel giro di 4-5 anni sia poi di ritorno, e quindi una compensazione in toto di questi investimenti. E questo 110 che sta piano piano abbandonando, perché sapete che con un ISE di 15.000 euro le case singole me non si faranno più, nel 2024 il bonus scenderà al 70%, quindi sicuramente difficile, come sarà difficile anche farlo col 90%. Una direttiva europea che invece ci vede obbligati nel 2033 ad avere le nostre case in classe D e nel 2030 averle in classe E. Detto così sembra poco, ma in realtà sono numeri abbastanza importanti, perché noi parliamo di un patrimonio immobiliare nazionale veramente importante. Parliamo di 12 milioni e 2 circa di abitazioni, delle quali 9 milioni circa risultano essere in classe E, in classe F e in classe G. A livello Veneto ci sarebbero 760.000 abitazioni da sistemare su 1100, quindi sono numeri importanti, e ci stiamo chiedendo anche come imprenditori, ma anche come cittadini, se effettivamente c'è l'opportunità di portare avanti questi restauri e sistemare queste case che sono energivore nel giro di così poco tempo, perché tutto sommato il 2030, siamo nel 23, sono 7 anni. E facendo un conto molto spannometrico, ma tanto per dare un'idea, questo vorrebbe dire che partendo da oggi noi dovremmo essere in grado di riqualificare circa 300 edifici al giorno. È palesemente chiaro che questo sarà per noi impossibile. Ecco perché dico che è un male poter abbandonare in toto questi bonus, che in realtà non sono poi abbandonati, perché esistono comunque ancora dei bonus che aiutano, no? Però ecco, avere un'attenzione per poter arrivare a quanto ritengo che sia effettivamente di indubbia necessità, anche perché insomma nel concetto della grande edilizia noi dobbiamo sempre capire che l'edilizia consuma il 61% dell'energia, e quindi se consumiamo tanto, inquiniamo tanto, e quindi dobbiamo avere questa attenzione sul minor consumo, sul minor inquinamento, su un'emissione inferiore di CO2 e di polveri sottili. Noi come edili, le nostre case, più che come edili, le nostre case inquinano di più delle vetture che girano per strada quotidianamente. E questo anche in un'ottica di un Veneto che vorremmo mantenesse sempre il primato, perché il Veneto è la prima regione a livello nazionale per il turismo, e quindi ritengo che sia importante mantenere queste performance. Che dire, l'Unione Europea ovviamente non è così matematico, vedremo verso fine marzo cosa decidono. Certo è che mi sembra di capire ci sia una sorta di opportunità affinché l'Italia, proprio da come è costituita, diversamente da tutte le altre nazioni, gli italiani sono proprietari delle proprie abitazioni. Negli altri stati ci sono grandi agenzie immobiliari che sono proprietarie di immobili e mettono poi in affitto le cose. Quindi per il privato diventa più difficile restaurare e portare a questi livelli le proprie case. Parliamo
che un intervento di efficientamento partirebbe dai 400 euro il metro quadrato circa per arrivare fino ai 650-700 euro il metro quadrato. Probabilmente cifre che non tutti i nostri italiani possono fare. Non esistono comunque sanzioni nel caso in cui non si possa arrivare a questo per il momento, e quindi non è le famose sanzioni, che poi non erano solo economiche, ma riguardavano anche l'impossibilità di vendere o mettere in affitto le nostre abitazioni. Speriamo che l'Unione Europea sia attenta a questa posizione nazionale della nostra Italia, e che la nostra Italia continui a fare un percorso di riqualificazione che è ovviamente necessario. Poi c'è da dire, ecco, che questa legge non prevederà interventi in tutte quelle abitazioni la cui superficie è particolarmente piccola, quindi solo i 50 metri quadrati, e non prevede l'obbligo di efficientare quelli che sono luoghi di culto stabili delle forze armate, tutti quelli che sono gli edifici protetti e vincolati, anche perché capiamo bene che sarà anche difficile poter performare con un cappotto esterno Palazzo Balbi a Venezia, no? Abbiamo anche delle realtà che sono tutte nostre, quindi ecco, bisognerà tarare sul concetto Italia tutto questo. Mi auguro che queste attenzioni siano attese sia dall'Unione Europea e soprattutto dalla nostra Italia, perché noi saremo anche come costruttori gioiosi di poter costruire e performare le nostre case per viverci meglio e per avere un Veneto che sia sempre appetibile. Grazie e buona giornata a tutti.